Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questa mattina. Palermo sta lavorando per garantire alla giovane vittima dello stupro sicurezza, solidarietà e vicinanza. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla intervenendo su Sky TG24. Brutto incidente d'auto ieri mattina a Milano per il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Fortunatamente nessuna conseguenza grave, come da lui stesso confermato in un post sulla sua pagina Facebook. Un corridore di 55 anni originario di Vicenza è deceduto a causa di un attacco cardiaco mentre partecipava ad una maratona sull'Etna. L'uomo è collassato improvvisamente e nonostante i soccorsi non è stato possibile salvarlo. Tentativo di furto ai danni di una postamat a Palermo. Nella notte due individui hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale che però ha solo distrutto l'erogatore di contanti senza consentire l'accesso al denaro. E chiudiamo con un report di Assoesercenti Catania che ha stimato i danni economici per le attività a causa della chiusura dell'aeroporto etneo dopo l'incendio dello scorso luglio. Mediamente le perdite si attesterebbero sul 43% del fatturato. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.